Allora, un po' parlavamo del ruolo dei servizi sociali, importantissimo, forse bisognerebbe farlo conoscere nelle sue varie sfaccettature e ruoli, perché sociale, servizio sociale è un'apertura per tutti indistintamente. Ci ha fatto un cenno anche la dottoressa, avremo magari modo di approfondirlo anche in proseguo. Dottoressa Minello, a lei adesso la parola perché ci deve illustrare, supportata naturalmente da dei grafici, delle slide, questa ricerca che è molto importante. La prima slide che facciamo vedere è la popolazione anziana in Veneto, quindi è il presupposto su cui voi poi vi siete anche mossi. Prego. Sì, ci siamo mosse ragionando sul fatto che la popolazione anziana sta crescendo in Veneto come nel resto d'Italia. Ora io non so se la riuscite a vedere la Eccolo qua, slide, sì, 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 la eccola, stiamo vedendo. eccola, eccola. Quella pancia che si vede in quella piramide di popolazione corrisponde proprio alla popolazione ora nelle fasce precedenti a quella dai 65 anni in più, in su, ma che vedete sta per arrivare. Sono gli attuali Questa boomers, no? La categoria dei più numerosi in assoluto. Esatto, esatto, che stanno salendo nella nostra piramide, che invece al di sotto si restringe perché da qualche generazione nascono meno bambini e quindi abbiamo delle fasce di popolazione più giovane, meno folte, meno numerose. Questa piramide, tra l'altro, ci mostra un'altra cosa, ci mostra che la parte rosa Femminile. è più ampia rispetto a quella azzurra, soprattutto nelle fasce d'età più alte. Questo significa che effettivamente ci sono più anziane che anziani. Quindi è una popolazione che se ad oggi copre circa 184.000 persone, poi sarà arricchita sempre di più in futuro e rimarrà comunque sbilanciata dalla parte femminile. Quindi lavorare sulle donne anziane significa lavorare su una componente della popolazione in crescita e una componente della popolazione più numerosa rispetto a quelli degli anziani, perché le donne hanno una sopravvivenza più alta, una speranza di vita più alta. Sono donne che spesso, tra l'altro, si trovano in situazione di solitudine. Partire da una situazione di solitudine per guardare alla violenza sembra contraddittorio, in realtà poi ora vedremo che non lo è. Ecco, Perché nel vediamo momento in cui infatti, andiamo supportati dalla slide successiva, che sono dati anche questi abbastanza inquietanti, perché vediamo la percentuale di donne maggiorenni vittime di violenza prese in carico dalla Regione Veneto nel 2019 sarebbero 3.080, non è un numero di poco conto. Quelle donne invece esatto, di esatto. più di 61 anni, 267. Esatto, circa il 9% della popolazione. Noi ci siamo resi conto però scusate, il 9% del totale delle vittime di violenza. Ci siamo resi conto però che questo numero, appunto, essendo potenzialmente in crescita, però ci dava poche informazioni, perché dalla regione sapevamo soltanto questo. Non esistono dati disaggregati, quindi non sappiamo quali dinamiche caratterizzano la violenza contro questo specifico gruppo di popolazione, nonostante nel 2010, come si legge nella slide, l'ONU in una raccomandazione chieda proprio di avere informazioni e dati disaggregati per età e per sesso, perché si parte proprio dall'idea che i tipi di violenza subite dalle donne a seconda della fascia d'età possano essere diversi. Effettivamente la nostra ricerca lo dimostra. Allora, fattori di rischio quali sono per le donne anziane? Cioè, chi rischia di più di incappare in queste situazioni? Allora, la nostra ricerca ha dimostrato effettivamente che non è equidistribuita la violenza nella popolazione anziana. Nelle fasce socio-economiche più basse è più diffusa. Chiaramente parlando di popolazione socio-economica più bassa, con un livello per esempio di istruzione più basso, sappiamo che questa categoria è più ampia.
ma la violenza contro le donne anziane ha altre caratteristiche nelle quali che dobbiamo approfondire. Per esempio il fatto che appunto siamo purtroppo a considerare la violenza contro le donne una questione familiare, ma quando pensiamo alla questione familiare, tipicamente a entrare in gioco sono il partner e l'ex partner. Nel caso della violenza contro le donne anziane subentrano anche altre persone, che sono le persone più vicine, che potrebbero essere appunto i figli, potrebbero essere i nipoti, insomma le persone più vicine e anche che si prendono cura teoricamente di queste persone, poi invece agendo gesti violenti. Non soltanto gesti, in realtà, come si diceva prima, per quanto riguarda la violenza sessuale, lo stalking, sono reati meno diffusi verso questa categoria, invece subentrano altro tipo di reato, più legati alla violenza di tipo psicologico e la violenza economica. Come dicevano prima Franca Bonin e Rosanna Bettella, è anche difficile la consapevolezza di essere in situazioni di violenza. Che cosa mi riferisco? Il fatto che spesso comportamenti, per esempio agiti sulla sfera economica, ad esempio la gestione univoca da parte di una dei componenti della famiglia di tutto il bilancio economico familiare, vengono considerati normali quando in realtà normali non lo sono, e quindi questo rende difficile identificare il fatto di essere vittime di violenza. La stessa cosa significa si riguarda tutti quei comportamenti di abuso dal punto di vista psicologico. La pressione dal punto di vista psicologico è difficile talvolta da rilevare perché non si riconosce, perché a volte alcuni comportamenti sono così parte della quotidianità da non capirne il potenziale violenza appunto che Certo, io nasconde. chiedo della regia mentre in onda, aspettiamo che c'è un messaggio, non si dovrebbe mai arrivare a parlare di violenza contro le donne anziane perché si dovrebbe denunciare subito e non lasciar perdere, il fatto è che magari a saperlo sono solo le donne che lo subiscono e quindi magari non hanno neanche il coraggio. Infatti i fattori di rischio, cioè che chiedevo anche prima a lei dottoressa, vediamo anche la slide di supporto, sono una situazione di psicologica dipendenza dal partner nella situazione oppure in ambito familiare. Abbiamo il basso titolo di studio che voi avete analizzato, la dipendenza economica, una donna che è considerata una concezione quindi che sia al servizio dei bisogni familiari, una prevaricazione di conseguenza e poi difficoltà, quello che si diceva rispondendo anche al messaggio della vittima a denunciare. Questi sono fattori di rischio che poi inducono a predisporre di una situazione per subire questi atti di violenza. Torniamo appunto alla ricerca, prego dottoressa. Hanno anche la caratteristica di essere reiterati nel tempo e quindi come dire, la forza deriva anche dall'essere ripetuti nel tempo. Certo, vediamo gli slide sulla ricerca in modo che partiamo da dati per capire innanzitutto l'integrazione che c'è stata da parte degli assistenti sociali, perché ha coinvolto 275 assistenti sociali, vero? Il Veneto, sì. In Veneto, 275 non sono pochi, e che hanno rappresentato casi diretti affrontati e non solo percezioni vere e proprie, con 43 casi di donne anziane che hanno avuto accesso ai centri tra il 2019 e il 2020, quindi queste persone si sono attivate, si sono mosse. Prego, cosa sappiamo a questo punto, ribadendo quanto lei ha detto sulla violenza contro le donne anziane? Vediamo la slide anche. Sì, abbiamo unito questi dati, quelli raccolti attraverso un questionario agli assistenti sociali, sia quelli che si sono occupati del tema, sia quelli che non se ne sono occupati, a informazioni raccolte tramite i centri antiviolenza dell'ULSS 3 Serenissima, ma anche
con l'aggiunta di riflessioni, interviste aperte, alcune figure di riferimento anche per riuscire a interpretare questi risultati che avevamo ottenuto. Non parlando soltanto di percezione, ma effettivamente anche di chi si è trovato a avere a che fare con questi casi che spesso emergono indirettamente, come si diceva prima, quindi non ci si rivolge all'assistente sociale per un bisogno esplicito legato alla violenza, ma poi emerge nel corso della riflessione su questo bisogno, che tipicamente è un bisogno dal punto di vista economico. Appunto modalità di violenza diverse come la modalità economica e la modalità psicologica che sono prevalenti. Vediamo la slide, chiedo alla regia se la mette in onda, che sono tutti questi casi che lei sta annunciando, e ce ne sono anche altri di supporto. Prego. Sì, così li visualizziamo per bene. Ecco, esatto, adesso magari la regia ce la mette in onda. Cosa sappiamo della violenza contro le anziane? Eccoli qua i vari punti, prego. Appunto il coinvolgimento anche di altri oltre ai partner e gli ex partner, ma soprattutto dei figli. Quando diciamo distanza tra reale e percepito, ci riferiamo al fatto anche che abbiamo analizzato dati da parte degli assistenti sociali che non hanno effettivamente avuto prese in carico in questa direzione, tendevano a sovrastimare alcuni elementi, per esempio la violenza psicologica rispetto alla violenza economica. La difficoltà nel riconoscerla è quella di cui abbiamo parlato prima, l'essere immersi in un certo tipo di cultura, la cultura patriarcale, la cultura che dà alcune, come dire, che normalizza alcuni comportamenti quando invece sono di tipo violento, e poi abbiamo chiaramente evidenziato, questo è emerso in maniera forte, la necessità di una formazione anche al personale che si va a occupare di questi temi, perché in buona sostanza poi tra l'altro probabilmente uno dei principali risultati che noi abbiamo evidenziato con la nostra ricerca è legato al fatto un po' che ci sia una carenza di informazioni su questo tema, ma anche al fatto che mancano di fatto protocolli specifici per questo tema. Cosa vuol dire? Spieghi un attimo, cosa vuol dire protocolli specifici? Nel momento in cui le donne anziane si avvicinano o vengono avvicinate ai centri antiviolenza, non esistono dei protocolli di presa in cura di questi casi che abbiano la specificità di tenere conto delle specificità delle donne anziane. Per esempio, la questione abitativa è molto importante. Una pratica che talvolta viene applicata nei casi di violenza con altre categorie di donne, quelle dell'allontanamento da casa. Nel caso delle donne anziane è più difficile l'allontanamento da casa, è più forte il radicamento verso la propria abitazione, quindi già questo è un protocollo che andrebbe ridiscusso specificamente per questa popolazione. Un altro esempio è stato il fatto che nei centri antiviolenza talvolta viene creata una discussione collettiva, quindi si parla anche con assistenza, chiaramente con supporto anche psicologico, si condivide in gruppo la propria esperienza. Nella popolazione anziana ci può essere maggiore reticenza alla condivisione della propria esperienza, semplicemente perché c'è meno abitudine, perché comunque sono generazioni più abituate anche alla protezione del proprio nucleo, anche quando diventa violento, ma in generale protezione della propria intimità e del proprio vissuto. Quindi c'è bisogno in qualche modo di avere sempre più informazioni in modo da costruire dei protocolli che siano specifici. Certo. Chiedo a lei, dottoressa, come assistente sociale, si parla anche di maggior numero di figli autori della violenza. Questo lascia e apre delle considerazioni importanti. Ancora nel 2023 si parla di femminicidi, oltre 300 morti all'anno, ma che paese retrogrado che siamo. Inutile parlare di civiltà avanzata quando ci sono ancora questi fatti. Prego. Sì, sicuramente abbiamo visto proprio dalla ricerca
che il primo ad agire violenza nei confronti della donna anziana è il partner o compagno o ex partner, e in seconda battuta vengono i figli maschi, il che comporta davvero una questione anche culturale, voglio dire, perché il figlio maschio agisce così nei confronti della madre, ecco. Quindi credo che su questo ci sia da avviare come dire, delle azioni di sensibilizzazione e anche di culturali, proprio di formazione. Ecco. Si dice sempre, no, adesso nel caso per esempio della violenza in genere contro le donne si sta parlando molto anche di femminicidi, ma anche della come dire, educazione scolastica, e va benissimo perché per i giovani, ma credo che la responsabilità e la formazione riguardi anche soprattutto gli adulti, ecco. Quindi qui parliamo di figli che avranno 50-60 anni e che agiscono questo soprattutto nei confronti appunto delle madri. Quindi anche questo è un altro aspetto sul quale dobbiamo capire come poter intervenire prima che succeda. Ecco, ma nel caso, adesso abbiamo una pubblicità che incombe, ma io volevo chiederle, prima di andare in pubblicità, magari abbiamo delle signore anche anziane che subiscono certe vessazioni pesanti, non ne possono più e ci dicono: benissimo, avete i servizi sociali, avete presente il sindacato, c'è anche una ricerca che attesta questo, cosa concretamente posso fare? Perché questo è il problema, magari sono persone che non è che possono anche muoversi autonomamente, certo, con la macchina eccetera. Allora, no, la faccio rispondere, siccome necessita un po' di tempo, restate con noi, diamo la pubblicità, pochi secondi, canale 19, che cosa concretamente si può fare, dovete fare anche la vicina di casa per aiutare l'amica che è in difficoltà, che è anziana, è più fragile e ha bisogno di un aiuto. Tra poco.